La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Il comune di Carbonera si trova nella prima cintura urbana di Treviso, ha 11.300 abitanti e circa 20 km² di superficie. È diviso in 5 frazioni, ciascuna delle quali è sorta attorno a degli stabilimenti artigianali o industriali storici, quali le cartiere e le Figine Fabrili, che sfruttavano i numerosi corsi d'acqua quale forza motrice. Carbonera è un territorio ricco di verde e corsi d'acqua, un territorio prediletto dai nobili veneziani che nel corso degli anni hanno edificato ben 13 ville venete storiche, una delle quali, la più famosa, Villa Tiepolo Passi, villa iconica aperta al pubblico con un allée tra i meglio conservati della provincia trevigiana. Tra le altre ville celebri di Carbonera c'è per esempio Villa Loredan, cosiddetta Villa Perocco di Meduna, la quale presenta un bellissimo salone affrescato con delle raffigurazioni della mitologia. E come non visitare le chiese storiche di Carbonera, fra le quali le più antiche come quella di Vascon, la quale conserva una pala d'altare di Giambattista Tiepolo. Tra le curiosità, per esempio, ritornando a Villa Tiepolo Passi, lo stradone, appunto l'allée, conduce a 2 colonne con sopra 2 sfere molto grandi. Dall'uscita di questa proprietà nasce la celebre frase che si usa quando ci si vuole congedare: andare fuori dai bare.